Far imparare a memoria le poesie come una volta il latino opzionale alle medie, la storia concentrata sui popoli italici e l'Occidente e lo studio, in qualche forma da definire, della Bibbia. Stanno facendo discutere le idee sulle nuove indicazioni nazionali per le scuole previste per il 2026 e diffuse in un'intervista dal ministro dell'istruzione Valditara. Penso che il latino alle medie sia un po' sbagliato come idea e che come abilità siano più giuste da insegnare alle superiori perché bisogna essere anche un po' più maturi. Penso che il latino possa andare anche bene dal punto di vista pratico, studiano talmente poco che con l'appiattimento dell'istruzione tutti vengono promossi, non c'è più la selezione, credo che sia una scuola che non abbia destino. Penso che forse il latino alle medie sia ancora prematuro, secondo me, così come lo studio solo della cultura occidentale. La Bibbia a scuola è bene che la parte, come dire, storica della Bibbia la conoscano, la parte di nozioni, perché poi quando vanno un po' più avanti ogni tanto ti trovi a dover spiegare delle cose che almeno alla generazione mia erano così scontate, conosciute. Studiare la Bibbia potrebbe essere giusto, ma bisogna dare spazio alle altre materie soprattutto. E quindi magari è più giusto fare più materie umanistiche al posto della Bibbia. Deve essere una cosa facoltativa, siamo uno stato laico, quindi ognuno deve scegliere che cosa vuole studiare. Noi siamo il risultato di tante culture e soprattutto di tante storie. E quindi non sono d'accordo sulla cultura orientata soltanto verso l'Occidente, assolutamente no. Per me non ha senso, perché in realtà l'istruzione è basilare per i poveri ragazzi, quindi levargli proprio la base, soprattutto la geografia e tutto il resto no. Sì all'allenamento della memoria, no a un insegnamento che poco si adatta ai bisogni educativi dei ragazzi di oggi. Una scuola che guarda avanti, oltre i confini e non indietro, l'idea e l'auspicio di professori e dell'Associazione Nazionale dei Presidi. La centralità dell'Europa può esserci perché alla fin fine noi facciamo i conti sempre con la storia europea. Basterebbe non fosse spiegata in termini troppo, diciamo, italocentrici. Una riforma andrebbe collegata ad una visione strategica di come pensiamo sarà il mondo fra 20-30 anni, cosa che io non vedo. Cioè serve un'idea di futuro possibile per dire vediamo di dotare i cittadini del futuro degli strumenti culturali ma coerenti con il mondo in cui presumibilmente si troveranno immersi. La scuola, secondo me, avrebbe un compito, quello di educare alla curiosità nei confronti degli altri. Ma si può essere curiosi degli altri anche, soprattutto, sapendo cosa si è.